Conosci te stesso, conosci il cliente. Innova. Portale web di informazione dedicato al Friuli Venezia Giulia con 4 appuntamenti del videogiornale e 2 dirette streaming con ospiti collegati. Sezioni dedicate al cliente. Si tratta di un canale con un target preciso, in crescita grazie alle prossime novità legate al potenziamento delle nuove tecnologie di trasmissione digitale. Il progetto friulitv.net è composto da professionisti del settore con propri studi a Udine e Pordenone per realizzare anche programmi personalizzati costruiti su misura. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. La più cordiale buonasera amici e amiche all'ascolto e alla visione, sono le 22:50 di domenica 28 marzo, andiamo a chiudere anche la nostra pagina informativa odierna di friulitv.net. Purtroppo dobbiamo aprire con un fatto di cronaca nera, ne avevamo già dato un flash d'agenzia nel corso del pomeriggio, perché c'è stato un incidente mortale in pieno centro a Tarcento nel violento scontro tra una Golf e una vecchia Fiat 126. A bordo di quest'ultima una donna di 66 anni e il figlio di 34, originari della frazione di Segnaco. A perdere la vita quest'ultimo, Andrea Pupatti, mentre la madre, trasportata in eliambulanza, si trova ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Udine. Contuso, ma non grave, il conducente della Golf. I vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare le pinze oleodinamiche per estrarre dalle lamiere contorte i 2 occupanti della 126. L'arteria è stata riaperta al traffico solo dopo le 20. Rilievi di legge da parte dei carabinieri del Norm di Cividale del Friuli. Le immagini purtroppo, come si dice, parlano da sole. E andiamo a Verona perché si è conclusa con successo grazie allo sforzo degli artificieri in forza all'8° reggimento Eugenio Guastatori Folgore, che sono intervenuti oggi per disinnescare un pericoloso residuato bellico risalente al secondo conflitto mondiale, rinvenuto in prossimità della stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova. Come detto, il tutto si è concluso nella massima sicurezza e grazie alla professionalità anche degli artificieri la stazione è stata poi riaperta successivamente al traffico ferroviario. E vediamo che la notizia che è ancora in corso l'opera di spegnimento a Sappada per una casa del 1700 che sta andando a fuoco. L'incendio si è scaturito poco dopo le 19:40 di questa sera. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco di Santo Stefano di Cadore, i vigili del fuoco con 2 mezzi da Forni a Voltri, oltre ai colleghi di Rigolato, anche loro con 2 mezzi, e anche i colleghi del distaccamento dei vigili del fuoco di Tolmezzo, sempre con 2 mezzi. In corso anche l'arrivo dal comando provinciale di Udine in supporto per spegnere le fiamme. Non risultano persone coinvolte nell'incendio. E adesso cambiamo argomento, parliamo dei numeri del Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, perché su 3.141 tamponi molecolari sono stati rilevati 242 nuovi contagi, con una percentuale del 7,70%. Sono inoltre 1.196 i test rapidi antigenici realizzati, dei quali sono stati rilevati 99 casi, pari all'8,28%. 7 i decessi, i ricoveri nelle terapie intensive sono 61, mentre in quelli nati reparti 361.
I decessi complessivamente ammontano a 2.841, i totalmente guariti sono 61.889, i clinicamente guariti 2.000, mentre le persone in isolamento risultano 9.660. Dall'inizio della pandemia in regione sono risultate complessivamente positive 76.812 persone, tra questi fanno parte anche 893 da fuori regione. Pagina sportiva per chiudere questa pagina informativa, subito i risultati, ricordiamo che l'Udinese quest'oggi si è imposta per 1-0 nell'importante match contro la Fiorentina che porta le zebrette a +8 dalla zona retrocessione in una zona tranquillamente salva e tranquilla, 1-0, tutto deciso nel finale, qualcuno dice bravo Gotti, qualcuno dice finalmente è uscito il gol, la partita a dire il vero non è stata granché esaltante, ma quello che conta è che alla fine bisogna portare a casa i punti e questi per fortuna sono andati a favore dell'Udinese. Di Serie B ricordiamo il pareggio di ieri in casa a Lignano del Pordenone 1-1 con l'Ascoli. Adesso andiamo a leggere i risultati della Serie C, sono giocati tra ieri e oggi. Giocate ieri: Gubbio Vispesaro 1-1, Imolese Mantova 1-5, Matelica Virtus Verona 1-0, a San Benedetto del Tronto Sud Tirol San Benedettese 4-0, Feralpi Salò Legnago 1-0, Perugia Modena 3-0. Giocate oggi: Carpi Fermana 0-0, Juventus Fano Ravenna 1-1, Triestina Arezzo 2-2, Padova Cesena 0-0. La classifica della Serie C del girone B: Padova al comando con 55 punti, Perugia e Sud Tirol 52, Modena 50, Triestina 44, Feralpi Salò 42 insieme al Cesena, Virtus Verona 41, San Benedettese 38, Mantova 37, Metallica 36, Fermana 31 insieme al Gubbio, Carpi 30, Imolese 25 insieme all'Alma Juventus Fano, Vispesaro 24, Legnago 22, Ravenna 20, chiude l'Arezzo a quota 16 punti. Andiamo a vedere invece quello che è successo in Serie D per quanto riguarda la 23esima giornata del campionato. Ad Arzignano Trento batte Arzignano 1-0, Belluno Union Feltre 2-1, a Campodarsego Manzanese Campodarsego 4-1, Cartignano Caldiero 0-0, Chions Luparense 1-1, a Carlino Montebelluna Chiarlis Muzzane 3-1, a Porto Tolle Mestre Delta Porto Tolle 1-0. La classifica: Trento al comando con 49 punti, Manzanese 44, Clodiense 41, Belluno 38, Mestre 36, Luparense 35, Adriese 30, Este e Caldiero 29, Arzignano 27, Virtus Bolzano e Selico e Ciadis Muzzane 26, Montebelluna 25, Delta Portotolle 23, Union Feltre 22, Campodarsego e Ambrosiana 19, chiude il Chions a quota 17. Andiamo a vedere anche i risultati per quanto riguarda adesso, chiaramente cambiamo argomento, andiamo con la pallacanestro perché si sono giocate, purtroppo non sono molto positivi i risultati, ma andiamo a leggere nel dettaglio. Allora, Bologna-Varese 85-76, Sassari-Venezia 96-88, Brindisi-Trieste 81-74, Cremona-Trento 95-87, Milano-Bologna 98-72, Cantù-Treviso 83-76, Brescia-Reggio Emilia 89-79. Come detto, purtroppo Trieste esce sconfitta da Brindisi. Passiamo alla Lega 2, anche qui non belle notizie. Orzinuovi Monferrato non disputata, Trapani Biella 87-83, Bergamo Mantova 70-67, Udine Verona 66-81,
Torino-Treviglio 86-92, Tortona-Urania-Milano 68-71, Piacenza-Capodorlando non disputata. La classifica vede Tortona con 32 punti, Udine 22 insieme a Milano, Torino e Treviglio 20, Orzinuovi, Piacenza 18, Capodorlando, Trapani e Mantova e Monferrato e Verona 16, Bergamo 12, chiude Biella a quota 10. Per quanto riguarda invece la Lega B, questi risultati: San Bendemiano Senigallia 72-70, Monfalcone Energia Padova 81-72, Mestre Vicenza 70-79, Padova Gesteco Cividale 68-76, Cividale in testa insieme a Vicenza con 18 punti, San Bendemiano e Padova 16, Senigallia Monfalcone 12, Mestre 8, chiude Padova a quota 4. E con questa notizia di sport chiudiamo qui la nostra pagina informativa domenicale. Vi diamo appuntamento come sempre a domani con ospiti collegati in studio. Grazie per l'ascolto, buonanotte a tutti. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Know yourself, know the customer, innovate yourself. Web portal dedicated to Friuli Venezia Giulia with 4 video news events and 2 live streams with connected guests. Sections dedicated to the customer. As this is a channel with a precise target, it is growing thanks to the upcoming innovation linked to the enhancement of new digital transmission technologies on the web. The editorial project is made up by professionals with their own studios in Udine and Pordenone to create customized programs as well.